Evidentemente saranno assorbiti all'interno di quello che è la struttura finanziaria del sistema sanitario. Saranno riassorbiti soprattutto perché agevolando, rendendo elastico l'orario, andando incontro ai nostri pazienti durante le ore serali piuttosto che sabato e domenica, evidentemente il ritorno ci sarà sia dal punto di vista del paziente ma anche dal punto di vista degli ospedali, che non saranno più delle case e degli ospedali, delle strutture assolutamente stagne e dedicate esclusivamente ai pazienti acuti, ma che la sera o durante l'orario pomeridiano apriranno la porta al territorio per dare accesso ai pazienti esterni. Questo riguarderà la diagnostica con i macchinari che hanno dei costi, questo è l'impegno che vi siete dati? Sì, riguarderà la diagnostica in particolare con apparecchiature molto costose che magari venivano usate poco, ma proprio perché sono molto costose dovranno essere usate molto, quindi oltre che in orario normale anche la sera, per poter essere ammortizzate prima e rinnovate il prima possibile per avere un servizio ancora migliore. E questo dovrebbe ridurre le liste d'attesa? Dovrebbe ridurre le liste d'attesa, dovrebbe ridurre anche i costi, visto che si ammortizzano prima dei macchinari. Grazie. È un precedente assoluto a livello nazionale? C'erano dei privati che si potevano permettere di fare queste operazioni, ma siccome il pubblico non è da meno né dal punto di vista della preparazione dei nostri medici assolutamente, né tantomeno dal punto di vista delle apparecchiature di diagnostica che si offrono ai nostri pazienti, al nostro pubblico, abbiamo ritenuto di fare questo riallineamento mettendo a cuppa anche i privati sul territorio che offrono questo tipo di diagnostica. Quindi una scelta maggiore, un'apertura maggiore, possibilità maggiori d'accesso alle cure per i pazienti veneti. Qual è il messaggio che si vuole dare alla sanità privata e a chi da mesi sta manifestando? Ma l'abbiamo risolto con una transazione, l'abbiamo incontrati la settimana scorsa, la delibera è stata fatta mercoledì scorso, quindi diciamo che quella che sarà la razionalizzazione, che sarà la rivisitazione territoriale dei privati per quanto riguarda appunto la laboratoristica piuttosto che altre branche, sarà diluita nel tempo, sfrutterà anche i pensionamenti che arriveranno, ma sarà una razionalizzazione che dovrà evitare quelli che sono i licenziamenti. I posti di lavoro sono posti di lavoro sia pubblici ma anche quelli privati.